Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Subito vi dico, e voi spero che vi sopraffiate sulla poltrona, buona Robigaglia. Lo dico anche naturalmente a Natalia, lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando e ci ascolteranno in podcast o in altri contesti, situazioni del futuro. Buona Robigaglia, buona festa di Robigaglia. Poi vi spiego di che si tratta, però appunto gli antichi il 25 aprile celebravano questa festa qui, esattamente il 25 aprile, a Robigaglia. Andate ad accertarvi se avete qualche dubbio sulle classiche fonti internetistiche, non avendo a disposizione al momento volumi sulla mitologia antica. Ma oggi parliamo anche di due illustri passati a miglior vita, che sono Desmond Morris, anglosassone, e l'autore della Scimmia nuda, e Biagio De Giovanni, un interessante filosofo napoletano che ha lasciato un'eredità cospicua, partendo da Marx e arrivando alla riva, è un po' un gioco di parole, insomma, a quello che nessuno avrebbe mai pensato, Schmitt, Nietzsche e Junger, che sono i più amati da una certa destra. Questo perché le parabole dei filosofi sono estremamente interessanti. La volta scorsa avevamo parlato di Croce, che era partito all'inizio da una pur timida, volontà di aderire al fascismo, ed era diventato il patron, direbbero in Veneto il paron dell'antifascismo. Sono cose che capitano non perché siamo delle bandieruole, ma perché maturiamo intimamente dentro di noi delle convinzioni che soltanto l'età possono far maturare, crescere, diciamo così, lievitare, usiamo questo termine alimentare. Allora, poi naturalmente un occhio alle mostre, in particolare a quella di Mimmo Rotella a Genova. Pensate che 2 settimane fa avevamo dedicato la trasmissione alla mostra di Van Dyck, uno dei più grandi autori di inizio Seicento, quindi un classico da questo punto di vista. Adesso valutiamo la possibilità di andare a visitare la mostra di uno dei più grandi modernisti in quanto ad arte, Mimmo Rotella, un autore che ha veramente rivoluzionato l'arte moderna in Italia, partendo certamente da alcuni principi, prima del nuovo realismo e successivamente della pop art. A dimostrazione questo, che anche qui è bello variare, passare dal premoderno al moderno, e quindi viaggiare non solo nello spazio ma anche nel tempo. Ecco, abbiamo detto viaggiare nel tempo. Pensate un po', immaginatevi nell'antica Roma, ma anche nell'Italia di 2000 e rotti anni fa. Immaginatevi un inizio di primavera così vigoroso come quello di quest'anno, pieno di sole, di luce e di possibilità di far maturare quelli che sono i prodotti tipici di alcune zone dell'Italia, in particolare i cereali. Questo riferimento è un riferimento che è degno anche della trasmissione, lo sapete, Cultura Popolare del lunedì, ma oggi, appunto, essendo il 25 aprile, è doveroso tornare indietro nella storia italiana per andare appunto a capire che cosa festeggiavano i nostri antenati. Ovviamente, quando dico nostri, io sto facendo un discorso generale su tutta l'Italia, so benissimo, perché fra qualche giorno, sempre da queste onde abbiamo parlato di Beltane, so benissimo che la tradizione celtica, che non è quella della festa che adesso vi dico, era diffusa al nord.
ma sempre in questo spirito di recupero di tutte le identità italiane, dalle Alpi alla Sicilia, che è un recupero comunque allineato con l'idea, abbiamo detto, insomma, di un lancio definitivo a livello culturale del federalismo e di tutte le teorie, le postille e le risultanti di questo complesso discorso in cui appunto siamo impegnati da numerosi anni. E anche questa radio, naturalmente, sempre in un contesto di libertà e di approfondimento della libertà. L'abbiamo visto con Croce la volta scorsa. Ma appunto certi antenati festeggiavano il 25 aprile. Ma cosa c'era da festeggiare il 25 aprile? Sempre un legame forte con l'agricoltura, con il passare delle stagioni, con il lavoro dei campi. Perché la festa si chiamava Robigaglia? Robigaglia. Perché era dedicata a una divinità, attenzione qui c'è l'aspetto piccantino, a volte maschile, a volte femminile. Robiga, la dea, Robigo, ovviamente il latino Robicus, la divinità maschile. Infatti troviamo tracce di alcuni riti, ma anche di retrostanti miti che riguardano entrambi, no? Il maschio e la femmina. Questi dei, perché erano tanto amati e perché si dedicava una festa proprio il 25 aprile? Perché loro presiedevano al buon sviluppo del grano e dei cereali in senso lato, di tutti i cereali in senso lato. Certo, chi mi ascolta sa che ho parlato qualche volta anche di Cerere, che era un'antica divinità di ispirazione terricola, agricola, appunto, che comunque anche ella presiedeva a questi aspetti. Ma qui siamo più sullo specifico perché Robigo e Robiga sono quelli che impediscono la malattia del grano. Perché, guardate, sembra una questione di lana caprina, sto per dire, insomma, banale, ma non è così. Se il grano viene intaccato da alcune malattie, è vero, tipiche dei cereali, non abbiamo una raccolta poi. E quindi l'inizio della raccolta, proprio non della raccolta, scusate, della semina, da far risalire in primavera, è tale che permette poi, se ben impostata secondo alcuni canoni sacri, una resa, un raccolto poi a giugno e a luglio degno di questo nome. Allora era proprio il 25 aprile, non sto scherzando, perché qualcuno di voi può pensare con malizia che mi abbia tirato fuori questa storia per, come dire, giocare con altri appuntamenti più direttamente politici della giornata, i quali appuntamenti non solo non devono essere ripudiati, vanno comunque seguiti, e però ecco il punto importante, che deve dimostrare quanto la cultura sia decisiva nell'approcciarsi alla realtà. Tutte le scelte religiose cristiane o di altre anche religioni, e quindi di impianto classico premoderno comunque, e tutte le scelte di festività di tipo politico contemporaneo non sono altro che un ricalco, che un rilancio, che un recupero di antiche festività. Ma trasecolate? State trasecolando? Ma è possibile? Sì, è possibile. Perché non c'è niente di nuovo sotto il sole, è proprio il caso di dirlo per il 25 aprile, perché il sole del 25 aprile
che da sempre è stato il primo sole caldo dell'anno, era già stato festeggiato ampiamente. E questa sottigliezza dello stare a guardare la malattia del grano, di origine animale chiaramente, che va a rovinare il raccolto, è comunque da valutare a livello psicologico come una richiesta di, attenzione, liberazione dal male. Ma perché? Perché l'essere umano è legato al sacro, anche quando pensa di essere estremamente laico, estremamente avulso da ogni forma di religiosità, rimane legato al sacro. Il sacro ce l'ha dentro di lui, dentro di lei. Non è sopprimibile il sacro. E allora si finisce, attenzione, per rilanciare un 25 aprile del 1945, la ricorrenza che arriva fino ad oggi, e, attenzione, un primo maggio che era Beltane, la festa di Beltane per le civiltà nord europee, celto-germaniche, e la festa di San Giuseppe Lavoratore per la Chiesa. Quindi si potrebbe pensare addirittura, siccome oggi è San Marco, è stato ripetuto da diversi soggetti sia culturali che politici, ma ovviamente non possiamo da queste onde esimerci di sottolineare l'importanza, e ne avevo già parlato lunedì e vi avevo promesso di riparlarne. Ma la funzione della santità, attenzione, fa da intermediazione fra l'antico e il moderno. Fra l'antico, festa di Robigaglia, dedicata a Robigo e Robiga, e festa della liberazione. Quindi a questo punto sappiamo tutti, e qualcuno addirittura diciamo esalta in maniera molto forte il discorso di schieramento politico, ma non possiamo dimenticare che in realtà dietro la politica c'è qualcosa d'altro che ci fa ritornare indietro a dei cicli naturali, a dei cicli agricoli, a dei cicli di attenzione alla produzione agricola, a sua volta legata ovviamente ai cicli meteorologici e ad altre forme di sviluppo che possono essere anche transeunti, perché le malattie del grano che c'erano una volta adesso non ci sono più. Ma che importanza ha? C'è sempre un pretesto per fare una festa, no? Non che non abbia valore il motivo, però non si può dimenticare che questo motivo è soltanto uno dei tanti motivi che si sono avvicendati nel corso della storia. E anche il senso ultimo della storia questa, perché la storia è riproposizione di entità simili con nuove forme, con forme che sono aderenti, come avrebbe detto lo stesso Croce, alle esigenze dell'epoca in cui noi viviamo. Certamente è notorio che la dimensione agricola già dagli anni 10, 20, 30 dello scorso secolo è leggermente venuta meno, non è morta, però è stata sempre forte fino agli anni 60, però ovviamente ha dovuto sottostare ad altre questioni, ad altri mondi, ad altre realtà, e di conseguenza ecco scattare un meccanismo di festa della liberazione dal punto di vista politico. E, questo nulla toglie al valore in sé della festa, non è come suppone qualche malalingua, qualche cattivo ricettore del mio discorso, che si tratta in qualche modo di minimizzare l'importanza della festa, tutt'altro evidentemente, perché si dà a essa festa un valore sacro che va ripescato proprio nell'antica Robigaglia. Attenzione, parla uno che non è un feticista del mondo antico,
l'ho già detto diverse volte, non dobbiamo essere, noi dobbiamo cercare le nostre radici, ma nel momento in cui le abbiamo trovate, e come no, da queste radio le abbiamo trovate tante, no, allora nel momento in cui noi abbiamo trovato quelle radici, le riproponiamo come matrice assoluta di quella che è la versione tipica della modernità. E quindi è comunque con lo spirito della Robigaglia, della festa robigica, che noi andiamo a valutare tutto quello che effettivamente facciamo, proprio perché noi siamo sul piano formale figli di questa epoca, viviamola pure fino in fondo naturalmente, ma dal punto di vista sostanziale noi siamo, come diceva Alan Sorrenti, tutto figli delle stelle, e poi siamo entità oserei dire metafisiche, che hanno vissuto da sempre su questo pianeta e quindi hanno assorbito quelli che sono, quello che dicevo prima, le matrici essenziali della loro vita. E la cultura popolare conosce perfettamente questo meccanismo e sa che queste matrici non potranno mai essere cancellate. Chi vuole sfruttare questa festa per cancellare quello che era avvenuto prima del 25 aprile del 1945, dico cancellare non quello che c'era stato nei 20 anni prima, ma tutto quello che era avvenuto prima, perché non era ancora emersa alla coscienza, si dice appunto, questa volontà di festeggiare alcuni valori. Non capisce che in realtà quei valori erano già presenti dentro l'animo umano da millenni e millenni, in fase ovviamente di gestione a secondo di varie identità. Ecco l'importanza dell'identità. Qui siamo di fronte all'identità romana italiana, va bene, con Beltane siamo di fronte all'entità celto-germanica, ma il gioco delle identità è proprio quello di concorrere continuamente nella costruzione della realtà. Ma anche qui la forma è diversa, ma la sostanza rimane una, perché una è la specie umana. Cioè, attenzione, anche qui non voglio essere equivocato. La specie umana, per trovare se stessa, deve esplicitarsi nelle varie identità, e le identità devono sopravvivere, devono essere valorizzate in barba al peggiore dei mondialismi. Ciò non toglie però che la funzione specifica del vivere quella identità e quella età, appunto l'identità italiana e l'età moderna, sia dentro un concorso che riguarda comunque il senso ultimo dell'esistenza di tutti quelli che vivono al mondo, nel rispetto assoluto appunto delle radici e degli sviluppi specifici che hanno connotato ogni mondo parallelo, come diceva Giordano Bruno, tra i mondi, il numero infinito di mondi possibili e immaginabili. Allora, questo è il senso ultimo, certamente, di una festa che cristianamente va vissuta come San Marco. Ma San Marco, di cui dicevamo già lunedì appunto, così bene esplicitato da un leone che ammicca al libro dei libri, o comunque alla possibilità di costruire una saggezza attraverso la lettura e l'informazione, ecco, quel San Marco rimane un riferimento assoluto di chi evidentemente è stato educato in una certa determinata maniera. E anche qui non è una sfida verso altre identità, ma è la presa di coscienza del fatto di essere dentro la nostra identità. Robigaglia, San Marco, liberazione. Non c'è niente, perché qui alla fine
chi vuole desacralizzare finisce per sacralizzare troppo il concetto di 25 aprile sul piano politico. Non è possibile, cioè toglierlo da un contesto di archetipi, di principi, di miti sovrani che arrivano dall'antichità. Non è possibile. E quindi cosa si diceva? Le radici non gelano mai. Le nostre radici non gelano mai, sembrano gelare, ma non gelano mai. E quindi, così come noi dobbiamo combattere un antichismo fine a se stesso, no? Che vuole tornare indietro in maniera farlocca, altrettanto dobbiamo combattere un modernismo che si basa proprio sull'illusione di aver costruito un mito completamente nuovo. Ma che? È un mito vecchio come il mondo, questo qua del 25 aprile, mi capite? Ma certo, io ho in mente anche il film di Bernardo Bertolucci, Novecento, che considero uno dei capolavori filmografici, cinematografici, della produzione filmica italiana. Nella scena del 25 aprile si vedono, cioè, la scena colpisce moltissimo perché si vedono delle donne padane, l'ambientazione è in provincia di Piacenza, Parma, e dunque delle donne che stanno lavorando i campi e alzano le braccia in segno di esultazione. Bella quell'intuizione di Bertolucci, perché i maestri del cinema, non di adesso, di 30, 40, 50 anni fa, non erano mica stupidi, l'avevano capita sta storia che soltanto ricollegandosi agli antichi miti ancestrali della Padania e dell'Italia noi possiamo capire il senso ultimo di tutto quello che facciamo ogni sacrosanto giorno. Certamente voi direte, nel nord Italia, nel contesto padano, rimane fortissimo appunto quel beltane di origine celtica che appunto gli antichi Celti, quindi anche della Lombardia, del Piemonte, dell'Emilia, celebravano all'inizio di maggio. Ma appunto la festa del lavoro che noi ritroviamo il 1° di maggio, anche lì, guarda un po', guarda caso, è il recupero dell'antica festa pagana di Beltane, che caratterizzava l'intero Nord Europa. Interessante anche questo aspetto perché in fondo su Robigaglia lavoriamo più su una dimensione mediterranea, 25 aprile. Sul 1° maggio lavoriamo più su una dimensione nord europea. Qui è già la famosa Europa dei popoli, che tanto ci ha visto combattere. Io ho diretto la rivista Idee per l'Europa dei popoli, che è stato un tentativo di riuscire a spezzare il cattivo europeismo che veniva da Bruxelles e da Strasburgo, in modo tale da far capire e intendere a tutti quanto senza proprio questo recupero delle identità che sono sia nazionali sia anche regionali, molto importante, questo discorso l'abbiamo fatto anche per la manifestazione di sabato l'altro, diventa operativa sul piano proprio di una riflessione che partendo dalla cultura, dalle idee, si fa pragma, azione, vita vissuta. Ma nel complesso appunto c'è questa dimensione tra 25 aprile e 1° maggio del sud e del nord dell'Europa, ma c'è anche nello stesso 25 aprile la dimensione del genere sia maschile che femminile, che non va visto in senso fluid o transgender, ma visto appunto come papà e mamma della festa stessa, che celebrando appunto la possibilità di star bene, di stare in salute, ci dà il ricordo e il rinnovamento della vita e dell'alimentazione, il grano appunto, il grano. Ma appunto come si pregava anche San Marco nei tempi andati,
si pregava: liberaci dalla peste, dalla fame e dalla guerra. San Marco, protettore dei cieli e dei mari, che in chiave veneziana come matrice, ma universale come destinazione, permetteva appunto di riuscire a star bene, a permetterci di star bene. Questo concetto del benessere, no, che vediamo sia nel 25 aprile che nel 1 maggio, è un inno alla natura, è un inno alla voglia di vivere e di stare bene dal punto di vista sia dell'alimentazione che del lavoro, perché se uno non lavora non sta bene. Scusate, non sono uno staccanovista, però effettivamente se uno non fa niente, cioè se vive senza fare niente, non è realmente felice, deve lavorare. Ecco la festa del lavoro, che appunto è legata, abbiamo detto, primordialmente al 1 maggio, è legata appunto attraverso questa lunghissima tradizione. In realtà la difesa dei lavoratori, San Giuseppe lavoratore la festa, è una difesa di chi comunque ha intenzione prima di tutto di lavorare e poi di guadagnare. Perché io non guadagno senza lavorare, devo prima lavorare e poi guadagnare. Ma questo discorso, che anche qui viene politicizzato eccessivamente, rimane a fondamento sacro dell'identità umana in senso lato, o delle varie identità che si sono succedute crocianamente attraverso i tempi e hanno regalato volta per volta dei modi di essere, di fare e di concepire che sono stati effettivamente diversi. Da qui anche, secondo me, valga per il prossimo 1 maggio una reduzione del valore operaistico. Nel senso, per carità, viva la classe operaia che veramente è andata in paradiso, come diceva il famoso cineasta, però attenzione, operai siamo tutti. Pensiamo a Junger, pensiamo alla grande lezione del filosofo Junger, adesso ci arriviamo con Biagio De Giovanni. Operai, veri operai lo siamo tutti, non c'è solo la classe operaia che fa da operaio, il vero operaio è l'imprenditore, il vero operaio è il professore, il vero operaio è il medico, il vero operaio, se opera, lo dice la parola stessa, in maniera coerente con se stesso, e via dicendo. Io non voglio però fare lezioni di retorica, non mi interessa la retorica, è soltanto una richiesta di attenzione sul piano appunto del recupero dei miti, dei riti e degli archetipi, che rimangono fondamentali. Noi pensiamo di averli cancellati, no? Noi ascoltiamo una pubblicità oggi come oggi che è molto spesso una ridicolizzazione del mito, una versione offensiva di qualsiasi forma di mito, non solo cristiano per carità, ma anche antico, di ogni genere, di ogni forma. E ci ridiamo sopra naturalmente, no? Perché tutto è diventato, come dire, un fritto consumistico, no? dove si rifrigge, si rimpopola tutto in chiave di consumo, ma è una falsificazione della realtà. Tutta questa è soltanto una falsificazione bella e buona della vera realtà, che rimane a fondo sacro. Il break, per favore, Natalia. A dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie.
È venuto meno nei giorni scorsi Biagio De Giovanni. Biagio De Giovanni è stato un grande filosofo, ha insegnato soprattutto all'Orientale di Napoli, ma anche in altre università, e ha potuto cogliere il senso ultimo di una scommessa, il post-marxismo. Lui era partito da Marx, aveva studiato Marx fino all'eccesso, fino al midollo, e aveva divinizzato Marx. Poi si è accorto che Marx non era quella straordinaria creatura geniale che era stata costruita dal marxismo, e ha cominciato a sondare dei filosofi appartenenti alla tradizione di destra. Come è stato fatto notare dai giornali, soprattutto Libero, il giornale, si è affiancato progressivamente, già anche nei suoi corsi di insegnamento, sbalordendo anche dei giovani, a personaggi che io stesso ho citato nel libro Il pensiero leghista. Carl Schmitt, che sicuramente è uno degli elementi più geniali del secolo scorso. Nietzsche, ecco, il famoso ritorno a Nietzsche, che anche il filosofo Carlo Sini a Milano ha spesso e volentieri prodotto. Ma poi anche ovviamente Junger, che ho citato poco fa. Sono dei filosofi tedeschi molto cari alla tradizione di destra, con sfumature diverse, varie, che adesso non possiamo andare a raccontare, ma che comunque hanno soddisfatto il palato di Biagio Di Giovanni. Lui ha finito per salvare una parte di Marx, riaccostandola ovviamente al senso dello Stato anche federale che aveva proposto Carl Schmitt, maestro dello stesso, non dimentichiamo, dello stesso Gianfranco Miglio. Quindi sono tutti accostamenti, rivalutazioni e sfondi che la dicono lunga di come il grande Moloch della filosofia italiana si sia mosso, a partire dal maestro Croce, sia poi mosso in una maniera molto originale, no? Finendo per smentire quell'univocità, no, che una certa sinistra vorrebbe ancora reclamare. E naturalmente il concetto di operaio di Junger, che è un operaio che non è appartenente all'unica classe, lo dicevamo poco fa, il concetto di Nietzsche, appunto la volontà di potenza, non più vista come demoniaca, ma come forza che è in grado di muovere il mondo, è in grado di costruire anche delle strutture che possono essere interessanti, naturalmente. E quindi un riaccostamento e una rielaborazione che non è tipica solo di Biagio De Giovanni, ma di tantissimi altri. Mi viene in mente Preve, in parte Vattimo, che poi sono personaggi anche della sinistra che però ha recepito questo discorso di gran lunga. Personaggi passati a miglior vita che però hanno lasciato un'eredità piccante da questo punto di vista, proprio perché nelle università italiane si è lavorato su un fronte anche a rischio, che però ha dimostrato, se ce ne fosse bisogno, che la lezione originaria del pensiero marxista e socialista non ha più senso, non ha più senso neanche per la stessa sinistra. In parte questo è stato capito anche dai politici di sinistra, ma non è stato colto fino in fondo nella misura in cui appunto certi personaggi, certi filosofi che abbiamo appena citato vengono tacciati così di un pensiero pseudo-fascista, ma non è esattamente così, naturalmente. L'altro grande defunto di questi giorni è sicuramente Desmond Morris. Desmond Morris ha fatto tesoro della tradizione anglosassone di impianto antropologico. I più grandi antropologi al mondo sono inglesi e americani. Noi di Levi-Strauss, belga, eccetera, noi di grandi antropologi non abbiamo molto avuti, perché l'Italia è una singolare nazione che ritiene che al posto dell'antropos, al posto dell'uomo, ci debba essere da una parte o solo Dio o solo la bestia. E adesso ci arriviamo parlando di bestie, perché Desmond Morris, questo grandissimo antropologo, ha scritto un libro che ha avuto un successo mondiale, milioni e milioni di copie, La scimmia nuda. Allora, è degli anni 60 questo libro. Che cosa ci dice Desmond Morris? Che cosa ci fa capire? Naturalmente non solo attraverso il ragionamento, ma attraverso delle prove concrete.
ci fa capire che la tanto conclamata società moderna, vedete che è un po' il refrain di oggi, la tanto conclamata società moderna che ci ha proiettati verso la tecnologia, i consumi va bene, ma anche la tecnologia, la superscienza o altre forme che apparentemente vorrebbero allontanarci dalla dimensione beluina, dalla dimensione animalesca, in realtà ha poi per contraltare legge di compensazione junghiana prodotto un recupero dei fondamenti scimmieschi dell'uomo. La scimmia nuda, perché si dice la scimmia nuda? Perché l'uomo è una scimmia senza i peli della scimmia, va bene? Ma perché è ancora una scimmia? Ci sono moltissimi campi in cui Morris ha dimostrato che i comportamenti umani rimangono quelli della scimmia, nel bene e nel male, non lo si dice per parlare male delle scimmie, per carità, ci mancherebbe altro, ma moltissimi aspetti di aggregazione sociale, di comportamento anche economico, di struttura di base delle relazioni umane, sia sentimentali, sessuali che di amicizia o di lavoro, rimangono a base scimmiesca. Naturalmente questo sì è vero, dà ragione anche può dar ragione a Darwin, ma non è il centro, il punto della questione. A Desmond Morris, morto qualche giorno fa, non importava tanto voler dimostrare che noi davvero discendiamo dalle scimmie, ma che noi abbiamo mantenuto certe caratteristiche di quegli animali che in qualche modo ci devono anche riempire d'orgoglio, naturalmente, perché comunque dimostrano la nostra passione e la nostra vera identità. Desmond Morris appunto porta degli esempi. Uno degli altri grandi libri che ha scritto è La tribù del calcio. Ecco, nel tifo, nella passione per il calcio, che in Italia batte tutte le altre, secondo me, per modalità, gusti, situazioni, no? Una delle battute di riferimento negativo rispetto a questa radio qualche anno fa era ancora Padania, ma a me interessa l'Inter, il Milan, la Juve, chi se ne frega della Padania. Ecco, questo è l'atteggiamento medio e mediocre, devo dire, di molte scimmie padane, ma è una battuta la mia, non è una cattiveria. Se è così è perché evidentemente, dice Desmond Morris, noi ci dividiamo in tribù come le scimmie e attraverso queste tribù noi facciamo delle scelte che riguardano certe squadre che ci dovrebbero rappresentare naturalmente e che noi valutiamo come transizione verso la gloria, la possibilità di sconfiggere gli altri. Qui c'è dentro anche un po' di Nietzsche, sicuramente la volontà di potenza, che comunque ha una base animalesca, come diceva Friedrich. Quindi la scimmia nuda in realtà è quell'elemento ineliminabile dell'essere umano che ci fa comportare appunto come dei gorilla, come delle scimmie che hanno atteggiamenti non di per sé aggressivi, certo anche aggressivi, questo è il lato meno bello naturalmente della questione, ma soprattutto di attaccamento ad alcuni principi, passioni, realtà che ci permettono di gareggiare continuamente con gli altri, naturalmente. Ecco, questo aspetto fa pandan con alcune intuizioni di Lévi-Strauss del pensiero selvaggio che, insomma, attraversa la società moderna nonostante tutto. Certo, il sacro, ma il sacro per una scimmia è anche passione, è anche divertissement,
e anche volontà appunto di appartenere a una tribù che festeggia il 25 aprile e l'altra che non è che non lo festeggi, ma non lo festeggia con lo stesso spirito. Quindi se siamo rimasti delle tribù scimmiesche non dobbiamo neanche vergognarci da questo punto di vista, anzi fa intendere Desmond Morris, chi vuole santificarsi troppo finisce solo per farsi del male. Il discorso è complesso, bisogna leggere quel libro lì che è La scimmia nuda, bisogna leggere La tribù del calcio appunto, laddove evidentemente si arriva ad aspetti parossistici, no? Di salvezza della propria squadra, di immedesimazione o cose di questo genere. Una notizia che arriva dall'Africa del Sud degli ultimi giorni sembra riproporre il tema in maniera clamorosa. C'è stato un gruppo di gorilla che avrebbe guerreggiato in maniera umana contro un altro gruppo di gorilla per la difesa del territorio, menando le mani di grosso. Ecco, domanda, sono le scimmie, sono i gorilla che vogliono assomigliare all'uomo o l'uomo che vuole assomigliare alle scimmie? È complicata la faccenda naturalmente, ma tutto questo discorso, che è un discorso che certo poi qualcuno di voi non vedrà di buon occhio perché dice rimane il problema del male e il male va frenato, va emarginato. Certamente siamo perfettamente d'accordo, perché l'ordine pubblico, una ristrutturazione della società in chiave di controllo è inevitabile naturalmente, ma questo era già presente nella società delle scimmie, perché appunto non che le scimmie, ecco perché vi sto parlando bene delle scimmie, non che le scimmie siano arretrate rispetto all'essere umano, anzi c'era qualcuno, qualche studioso che sosteneva che le scimmie è soltanto una forma particolare di genere umano, sono degli uomini le scimmie, ma cioè degli esseri umani che però agiscono in termini leggermente diversi dall'altra categoria di scimmia che è chiamata Homo sapiens, si intende. Insomma, è gustoso tutto questo fino al punto che il grande cantautore a questo punto, cantante e cantautore Gabbani, Francesco Gabbani di Carrara, ha lanciato con enorme successo la canzone nel 17 a Sanremo, Occidentalis Karma, in cui appunto addirittura viene proposta una scimmia sul palcoscenico assieme all'essere umano. Sappiamo che proprio qualche anno prima di morire Desmond Morris ha letteralmente santificato il giovane Gabbani, uno di quegli innovatori del look attraverso i baffetti che dicevamo la scorsa volta, e lo ha proposto come vero e proprio artista che è in grado di tradurre in scena le sue intuizioni sulla scimmia nuda, naturalmente. Naturalmente nel testo di Gabbani c'è anche altro, c'è tutta la filosofia orientale che è comunque interessante, il taoismo, il reincarnazionismo, però c'è anche questo concetto appunto della scimmia che si comporta in una certa maniera e nel bene e nel male naturalmente, producendo evidentemente anche dei disastri, ma che appartiene comunque in una maniera consustanziale a quella che è la realtà che noi effettivamente conosciamo. Per il calcio si arriva al parossismo, no? Si vorrebbe eliminare il sacro, ma il sacro, cioè qualcuno vuole eliminare completamente il sacro, no? Sulla base di un laicismo assoluto, ma il sacro buttato dalla porta rientra dalla finestra, perché appunto chi va allo stadio considera sacro un calciatore, sacro il logo della sua squadra, sacro il gol che è stato segnato, voluto da Dio lo scudetto e compagnia bella. Tutte queste cose, fa capire anche la lettura di Morris, ma non solo, non appartengono ad altri, non sono retaggi da eliminare, mi capite? Perché l'essere umano è fatto in una certa maniera. Non è eliminabile questo aspetto irrazionale, aveva capito anche Friedrich Nietzsche, non è eliminabile questa realtà. Ecco perché crediamo nella libertà come valore assoluto,
Perché se tu vuoi coartare, costringere l'essere umano a comportarsi in una maniera perfetta, non ci riesci, ma non ci riesci assolutamente. È soltanto lavorando sulle imperfezioni noi possiamo costruire una società migliore, cioè accettando le nostre imperfezioni, e certamente non autorizzano poi il dilagare di comportamenti abusivi, ma il contenere questi comportamenti entro certi determinati limiti. Ecco, penso che la lettura e l'eredità di Desmond Morris oggi come oggi sia proprio questa, insomma, di riuscire a cogliere il senso ultimo di un'analisi del mondo che lui, da bravo antropologo, aveva congegnato in maniera molto sottile, appunto. La scimmia umana è nuda, non c'ha i peli, non c'ha quei peli che caratterizzano una scimmia reale, ma anche senza peli rimane scimmia, naturalmente. E tutto questo va controllato a seconda certamente di una dimensione che noi abbiamo sempre propalato, di rispetto dell'identità, di federalismo, di attenzione alle tradizioni che non devono essere cancellate. Pensate a Robbigaglia, ma devono anche essere ricapite, ricomprese, rivissute come erano state consegnate nella genesi della loro realtà, non come una brutale riverniciatura che deve cancellare tutto il passato e deve farci vivere in una dimensione, come dire, tra l'onirico e lo psicodelico al suono di Bella Ciao, per capirci. Gli ultimi minuti dedicati a Mimmo Rotella. Al Palazzo Ducale è partito ieri, finisce a settembre, una bellissima mostra, poi andrete a vedere naturalmente gli orari attraverso Google. Una bellissima mostra al Palazzo Ducale di Genova su Mimmo Rotella. Ma chi era Mimmo Rotella? Mimmo Rotella è stato un grande artista del secolo scorso, nato a Catanzaro, poi ha vissuto in altre città anche del centro del nord, che ha lanciato il pop art all'italiana. Ovviamente viene in mente Andy Warhol, ci sono molte analogie con Andy Warhol, e cioè è quel tipo di collage e decollage che ricostruisce alcuni aspetti anche della pubblicità o di altri contesti della vita moderna, reincastrando questi soggetti e queste realtà in modo tale appunto da creare anche delle illusioni visive. È chiaro che per radio è sempre difficile raccontare una determinata realtà, però quello che poi è rimasto il quadro più famoso è altro che una sfera rossa con sotto una mezza sfera altrettanto rossa su un campo giallo che insomma vuole rappresentare quell'uno e mezzo, quel punto e mezzo appunto che è insomma la sfida della modernità rispetto anche al punto e al cerchio e alla sfera che erano tipico del mondo classico. Come sottolinea Arte di questo mese, tra l'altro su Arte troverete anche un bel riferimento ai 30 anni di MiArt, cioè della mostra appena conclusasi a Milano di arte contemporanea, ma ecco, a Genova l'universo creativo di un maestro eversivo e sperimentatore, Mimmo Rotella, che viene anche valutato tantissimo, cioè comprando un quadro di Mimmo Rotella poi si può tenere in casa un tesoro che rimane valido per il futuro. A passante lo dico perché preferisco discorsi non legati strettamente al denaro, ma tantissime produzioni di Mimmo Rotella sono legate al recupero di alcune intuizioni che erano state anche di Ligabue, per esempio certa fauna esotica che era stata anche quella di Ligabue, un altro autore stavolta tipicamente padano, ma anche la questione del carnevale e della pubblicità di alcuni prodotti specialimentari che vengono incastrati
in un complesso cromatico dove il rosso, come abbiamo detto, per le sfere, e il beige e il blu la fanno da padroni. Quindi Mimmo Rotella, appunto, un autore che va assolutamente rivisitato al Palazzo Ducale di Genova fino a settembre. Come vi dicevo, l'alternarsi a Genova di autori classici di enorme, diciamo, valore come Van Dyck, grande maestro fiammingo del Seicento, e un Rotella così più mediterraneo, ma anche così più, come dire, votato a una modernità cromatica da collage o da decollage, cioè quindi di ricomposizione delle forme delle figure, dei colori, delle situazioni consumistiche, perché poi alla fine l'arte è anche testimonianza degli aspetti deteriori della nostra società, che fanno parte del nostro destino che abbiamo vissuto in questa esistenza. Viva Robbigaglia, viva San Marco, viva il 25 aprile della liberazione. Un grande abbraccio a tutti, a risentirci. Venezia con San Marco risorga per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura